Ciao ragazze, ecco con un nuovo trucco. Questo è un trucco inventato da me. Ora ve lo faccio vedere. Spero che si veda, perché questa telecamera non mette molto fuoco. Allora, iniziamo subito. Ci serve un azzurro di questo, anche quello che avete voi a casa. Allora, innanzitutto bisogna prima mettere una base sotto, una base tipo un correttore o della Kiko, di qualsiasi marca che avete voi. Poi andiamo a procedere con l'ombretto azzurro. Tamponate pianissimo, ragazze, poco prodotto, sfumate. Dopodiché andiamo a prendere il bianco, sempre della Kiko, il 169, e lo andiamo a mettere sulla palpebra, quella più alta. Dopodiché sopra questo colore qui mettiamo un blu più scuro nella parte sotto dell'occhio. Questo io ho usato questo qua, questo blu. Questo è della palette di H&M della Disney, quella di Topolino che adoro molto. Poi ricordatevi il colore più scuro. Ok, poi andiamo nella parte interna dell'occhio, cioè questa, il condotto lacrimale. Prendiamo un po' di Fix Plus e lo andiamo a bagnare sul nostro pennello, così. Allora, eravamo arrivati alla parte del Fix Plus. Ok, prendiamo questo della Kiko, ultra brillante, il numero 29, e lo andiamo a mettere all'interno dell'occhio. Sposto la telecamera se non si vede. E un po' anche sotto l'occhio. Poi dopodiché prendiamo un colore prugna, sempre della palette di prima, questo colore fucsia prugna, questo qua, in metà tra fucsia e prugna. Lo andiamo a mettere in questa parte qui. Poi dopo andiamo a scurire questo ombretto per intensificarlo con un colore più scuro. Questo è un viola scuro. Andiamo a mettere questa parte dell'occhio alla punta e andiamo a scendere.
lo sfumiamo. Poi prendiamo una matita nera, lo mettiamo nell'occhio. Poi prendete un lip gloss della Kiko, trasparente mi raccomando, e con un applicatore di questo ne prendiamo un po' di prodotto e lo mettiamo qua sull'occhio, nella parte di mezzo, no? Poi prendete un po' di prodotto, di brillantini fucsia, e andate, mi raccomando, se non vi fa male sull'occhio, a picchiettare. Così. Poi prendete un eyeliner argentato e lo mettete sotto l'occhio, sotto questa parte iniziale, mi raccomando, la parte iniziale qua, andando a sfumarlo pian piano. Poi prendiamo un po' di eyeliner e lo andiamo a mettere all'inizio dell'occhio. Infine un mascara. Io in questo caso l'ho fatto più stile felino. E poi un blush. Beh, potete usare quello che volete, diciamo, potete usare o il fucsia se più vi piace, oppure un color pesca, diciamo che va molto bene. Ok, poi in questo caso per il rossetto io ho adoperato un color prugna, un fucsia, però in questo caso voi potete usare un fucsia più forte, più leggero, siccome che è molto calcato il trucco. Allora, poi sopra ci ho messo un po' di brillantini.
tinta questi orecchini azzurri. Beh, spero che il look vi sia piaciuto. Ora vi faccio dare un'occhiata. Ok, è tutto. Al prossimo tutorial. Ciao ragazze. Ciao.